In questo episodio di Spacchetta Tega andremo a aprire un pacco bello grande. Per quelli di voi che mi seguono su Instagram lo sapranno già. Se non mi stai ancora seguendo ti invito a darmi a seguire su Instagram, così rimani aggiornato di tutte le belle teghe che porto avanti. Quelli che mi seguono già invece sanno che negli ultimi mesi ho avuto dei problemi con la mia stampante 3D, che è una Ender 3 semplice, non una Pro, che ho comprato ancora nel 2018. Dopo più di 4 anni di onorato servizio comincia ad avere parecchi problemi, e aggiusta quello e cambia il pezzettino, insomma non ha molto più senso continuare a investire soldi. Cade proprio a fagiolo. Longer che mi ha contattato e mi ha detto se volevo testare la loro nuova stampante, e gli ho detto certo, è normale, mandala che mi manca. Quindi oggi andremo a vedere la Longer LK5 Pro che sta per Pro. E voilà, e voilà. Allora, all'interno troviamo certificato che ci interessa poco, tutte le istruzioni fatte precise, un po' di spiegazioni di come si parte con la stampante, ma siamo a posto. Filamento, parti varie, spatolina, andiamo per ordine. Questa probabilmente è l'asse Z, tubicino 1, tubicino 2, vitina 1. Oh, che si va. Ah, ecco perché non veniva su. Ah, è tutta assemblata. Figata. Abbiamo vabbè, ci sarà un ordine che non è questo, quello. Ah, ma è già tutto con le... Bella, cavoli. Spettacolo. Ma dai. Oh, raga, è già tutto fatto. Ma dai. Oddio. Poggio lì un attimo che pesa. C'era tutta la base con l'asse Z. Qua dentro troviamo pezzettini di plastica. Vabbè, il cavo. Abbiamo componenti, sensori, fine corsa, brugole, tutti gli accessori, un motore stepper, un pezzo di metallo, un'altra cosina, no, questo no, il portafilamento magico e l'incredibile, ma dai, l'incredibile touchscreen. E poi, volete la verità? Non so se ho il permesso di dirla, però va bene, ve lo dico. E poi non c'è nient'altro. La roba più bella che ha questa stampante qua rispetto a quella che ho è l'area di stampa. Qua mi sembra che abbiamo 300x300, mentre sulla Ender 3 è tipo 23x23. Questa mi servirà sicuramente per un progetto o che avete già visto o che vedrete, perché ci devo stampare delle robe molto larghe. Veramente bella. Ha l'attacco USB e micro SD qua sul fianco, l'alimentatore è tutto integrato nella base, accensione, alimentatore che va direttamente qua, stepper neri, tutto intonato. Io penso seriamente che due viti qua e altre due di là ed è montata. Per quanto a me non piaccia leggere le istruzioni, vedendo com'è andata l'ultima volta con la CNC, mi sa che dovrò leggerle. Ok, prima cosa bisogna infilare con le stecche sul davanti, quindi così, e quindi il nostro asse va montato qui senza troppi pertugi e senza troppo imbarazzo. Mettere la vite. Guarda che fatica. Ma dai. Bastava usare la testa. Qui è esattamente dove vediamo che c'è 1, 2, 3, 4 viti da M5x4. 1, 2, 3 e 4. Bella grande, guarda che bellissima. Andiamo a installare i supporti. Prima vittina, passa qui, seconda vittina, passa qui. Ok, e queste danno rigidità all'asse X. Bello però che hanno messo il reggibobina qua dietro in basso invece di metterlo in alto come... Ma non ce la faccio oggi. Come sulla Ender 3. E questo va messo qua in alto. Prossimo step, ok, il sensore. Però bisogna fissare questo limit switch. Loro qua ti mettono proprio una bella etichetta e questo va fissato proprio al limite, qua, stando sopra l'etichetta. Ti vogliono proprio semplificare le cose al massimo. Ci piace. Messo qua, fantastico. La chicca della stampante è questo monitor. Andiamo già a collegarlo e attacchiamo qua davanti. Allora, il motore andrà messo là dietro. La vite dobbiamo farla passare qua. Questo lo dobbiamo bloccare. Il motore di quest'asse va fissato qui in posizione con le ultime due viti.
connettere tutto molto bene. Qua che altri cavi abbiamo? Abbiamo questo bel cavone che mi sembra che vada perfetto per collegarsi al piatto. Ma che bello, piatto gigante. Ah, mi sembra il sensore del filamento. Extruder, figata. Ok, siamo pronti per fare il primo test, ma prima bello sto piatto. Ultima cosa, ok, stare attenti al voltaggio. Accensione 130. Qual è il problema? Sembra che non arrivi tensione. Non avevo infilato bene la spina. Partita. Allora, prima cosa che dicono da fare è fare move. Ma dai, che bello sto schermino touch. Non so, io ho schiacciato a caso senza leggere. Dovrei imparare a leggere, cavoli. Potrebbe essere d'aiuto. Di una silenziosità devastante. E io vado home su tutte. Y. Cioè ragazzi, ma questi stepper qua che non si sentono, pazzesco. Cioè a una situazione del genere tu tocchi 1, 2, 3, 4, 5 e vai poi a provare col foglio. Pazzesco, mai visto. Facciamo un livellamento, 2. Ma non si cioè non sembra neanche che stia andando. È assurda sta cosa. Ok. Ma che velocità, bellissima, bellissima. Ma com'è possibile? Io sono rimasto indietro 4 anni con le stampanti 3D. Comunque l'interfaccia qua è incredibile. C'è tutta l'interfaccia per il livellamento. C'è tutta l'interfaccia del tuning, della temperatura, fan speed e tutto. Abbiamo la possibilità di muovere tutti gli assi, compreso l'estrusore, che non so come mai, ma con la Ender 3 non ero mai riuscito. Total print time 2 ore 3. Non so raga, è nuova. Area di lavoro 30x30x40, perfetto. Ok, quindi se facciamo load dovrebbe caricarmi il filamento. Ora abbiamo settato tutto, il filamento c'è, il piatto è caldo, è tutto a temperatura perfetto. Andiamo su file, andiamo a pescare un vaso, un cubo, la bot, la classica Benchy. Ora questa è una prima stampa così come esce dalla scatola, col suo filamento, senza essere passati dal computer, senza aver fatto niente. Facciamo questo test e vediamo cosa esce. Poi ho notato che durante la stampa hai 3 menu che ti vengono fuori. Uno che è la home, che è tutte le impostazioni base della stampa, quanto è estruso, probabilmente la durata è tutto. Hai il tuning durante la stampa e il filamento se devi fare il cambio del filamento. Questa stampa non so quanto ci mette, ma è partita, è attaccata al primo colpo. Fantastico. Cioè, per quello che offre questa stampante così, pronta all'uso, tiri fuori dalla scatola, monti 6 viti in croce ed è pronta per stampare e stampa così bene, per quello che devo fare io, che non sono modellini o altro, ma principalmente prototipazione, è perfetta. Tra l'altro mi sono stupito un sacco dello step up che hanno fatto le stampanti 3D negli ultimi anni. Ne conosco varie, certo, però io ho sempre usato la mia Ender 3 del 2018, dopo 4 anni con le schede nuove, i motori stepper e tutto, allucinante. Info e altri link dove trovare questa stampante li trovate tutti qua sotto in descrizione. Oggi ragazzi andiamo ad aprire questo pacco qui che, come potete vedere da davanti, contiene una scrivania motorizzata, quindi armati di coltello separatore andiamo ad aprire questa scrivania. Tac, voilà. Oddio, quanti pezzi, quante istruzioni. Ok. Intanto ci sono già delle viti un po' sparse in giro. Ok, 4. Oh, guarda qua ancora viti. Qua dentro. Le 2 basi. Vediamo, voglio subito cambiare questi e vedere se ho delle ruote con questo attacco. Sarebbe fico. Ok, niente ruote, le andrò a sostituire in futuro. Quindi abbiamo la base delle 2 gambe, abbiamo un altro canalino e qui ragazzi arrivano i pezzi forti. Oddio quanto pesa sta roba, oddio, eccoci qua, un motore e 2 motori. Poi qua dentro
non c'è altro, non c'è altro. Ci spostiamo subito qua perché per terra stavo già male. Come vedete qua abbiamo i due motori, la struttura a cui va agganciato il ripiano, i due piedi e penso che anche questi vadano a ripiano. Nelle scatola 1 invece abbiamo un alimentatore, un cavetto, tutte le vitine, la centralina, bella, pellicoliamo dopo, mentre qua avremo il trasformatore. Esattamente, staffa cavetti, il trasformatore e il cavo di alimentazione. Queste sono parti in più che scoprirò dopo. Cominciamo con l'assemblaggio. Step 1, le 4 VTA. Le 4 VTA. Prendiamo il 5, prendiamo il 4 e il 3 e li connettiamo. Come se va? Va bene, tanto partiamo che sui pezzi non c'è scritto nessuna sigla, mentre qua li nomina tutte con delle lettere. 5, 3, 4, questa non cominciamo bene qua, quindi c'è questo. Wow, abbiamo 1, 2, vuoi vedere? Qua ho due grani che evidentemente, fantastico, quindi 1, 2, il grano qui e il grano va qui. Ok, abbiamo capito dove andavano le cose perse e questi gommini andavano qui. Ok, quello che va connesso è questo palo che va messo all'interno, cioè questo va qui, capisci? Metto tranquillo. Io non so quanto è l'area. Ok, quindi inizialmente metti questo che dà anche la lunghezza totale del tuo tavolo. Le fissiamo temporaneamente perché non so il ripiano quanto sarà, non so quanto è il ripiano grande di là, per cui intanto montiamo e poi prima di fissarlo andrà a vedere. Poi prendiamo questo, lo mettiamo qua, uno qui. Vedi che stavo già sbagliando? No, sì, è giusto, stavo già facendo giusto, volevo dire. E da questo lato sua cugina. Magnifico. E il primo l'ha fatto. Step 2, prendere un motore e fissarlo qua. Prendere un motore. No, ragazzi, l'ho cantata facile. Avevo detto che era sbagliato, poi ho detto è giusto e invece era sbagliato. Collega un motore. Il motore va qui. E 8. Step 3, piedini. Alla fine tutto sommato non è così complicato. 4. Step 4, bisogna già andare a sistemare la scrivania. Ok, andiamo in studio. Allora ragazzi, qua in studio al momento la mia scrivania è questa qua. È un ripiano classico di Ikea su dei cavalletti. Il mio problema è che ovviamente è molto basso e tendo a stare piegato così con la schiena e capite bene che dopo un po' di ore non è il massimo. Quindi libero velocemente tutto e montiamo questo telaio motorizzato, vediamo un po' come va. Quello che faremo è così. Voilà. Madonna, ma stava peso una tonnellata. Riappoggiamolo, molliamo le cose. Fantastico, abbiamo un DC in M1 M2, Torre 1 connesso, Torre 2 connesso, questo fa SA e questo va qua. Perfetto. Ok. Allora, tanto momento. Oh no. Sì, vabbè. Bellissimo. Questa. Ma scherziamo. Raga. Cioè, sono seduto qua. Non ho mai avuto un tavolo che arrivasse così in alto. Vabbè, quanto arriva comunque? Giusto per vederlo. 1,30 m e a vederlo così che figata. Bellissimo.
bellissimo. Va bene, 1,30 m, diciamo che è anche eccessivamente alto. Può andare giù di millimetri, 55,1, 75. 75 è una bella altezza, secondo me. Per cui potremo metterlo memoria 1, quindi se io alzo 1, 75. Facca boia! Tanto non so neanche se è 75 quella che mi piace. Però è una mezz'oretta che la sto testando per vedere tutte le mie altezze. Vi spiego velocemente le funzioni che ha. Come vedete sul display ci sono questi pulsanti. Vabbè, freccetta, lo capite molto semplicemente a cosa serve. Si va su e lo regola di millimetro. Cioè fai un press o due e va su di 1 millimetro alla volta. Poi è 1, 2, 3 altezze impostabili, semplicemente si va all'altezza che si vuole, si schiaccia M e poi si preme 1, 2 o 3 e ti va a regolare. Io le ho fissate tutte e tre per il momento. Se si preme A questo pulsante si va ad attivare una funzione che qua chiamano un reminder, nel senso che tu puoi impostare dei minuti, 30, 40, anche lì te li vai a regolare come preferisci tu per cambiare postura. Praticamente una volta settato questo reminder, la scrivania emetterà dei beep, fa beep 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 come una sveglietta classica, in modo da ricordarti: guarda, devi cambiare postura. Può essere utile, può essere non utile. Sicuramente in una scrivania questa feature ha senso, però se stai lavorando al computer ci sono così tante app che ti fanno ricordare queste cose che non la vedo molto utile. La cosa invece interessante, se si tengono premuti contemporaneamente questi due tasti qua, si va ad attivare una funzione di anticollisione. Quindi se al di sopra o al di sotto c'è qualcosa o qualcuno, un mobile, e questa scrivania va a scendere troppo, appena sente una piccola resistenza si interrompe il movimento e torna su, un po' come fanno i finestrini delle auto. Detto questo, la scrivania appunto ha due motori e in totale questa scrivania può sollevare tranquillamente fino a 125 kg. Io ne peso 92 e stiamo andando. Adesso la rompo subito. Ci va ragazzi! Siamo arrivati? Questa qui è non è neanche l'altezza più alta, che è 121, arriva fino a 130. Questa è la terza altezza che ho impostato per lavorare in piedi. Ora torniamo all'altezza 1, che è quella a lavorare da seduti. Beh, ma che bella storia! Che bella storia! Ok, bene, mi sembra di avervi raccontato tutto di questa scrivania motorizzata. Adesso la proverò un po' nelle prossime settimane e poi vi darò magari qualche feedback su Instagram. Ti invito a darmi a seguire. Ho la batteria rossa che si sta scaricando. Prima di salutarci, io volevo sempre ovviamente ringraziare i Patreon che contengono a sostenere questo mio progetto. Io vi ringrazio per il supporto che mi continuate a dare e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.